per quanto riguarda l'oculistica, anziché la dermatologia, per quanto riguarda la specialistica, anche alcune prestazioni diagnostiche, cardiologiche e non solo. Per quanto riguarda l'interventistica programmata, se pensiamo alle cataratte anziché alle protesi. Oggi in alcune specialità ci sono liste d'attesa lunghe, mesi e talvolta anche qualche anno. Il problema c'è e si vede, dice Flavio Tosi, nei giorni in cui lo scontro tra governo e regioni proprio sulle liste d'attesa è totale, con il primo che minaccia l'invio di commissari straordinari e le seconde pronte alle vie legali. Lo stesso Zaia ha invocato la via della Corte Costituzionale. Il coordinatore forzista non ha dubbi da che parte stare. Il problema è che però se c'è un problema di liste d'attesa è anche normale che il Ministero, che è organo sovraordinato, intervenga sulle regioni per fare in modo che le liste d'attesa se vengano smaltite o ridotte. Un campanello d'allarme lo studio del Ministero che certifica come il 7,4% dei veneti rinunci a curarsi, dato simile per siciliani, lombardi e campani. La media italiana è 7,6. Questo è un allineamento verso il basso, non è buona cosa. Ripeto che non riguarda questo l'eccellenza della la grande interventistica o le grandi emergenze, riguarda alcune specialistiche e su questo insomma avere gli stessi valori di alcune regioni che una volta erano indietro anni luce, insomma non è bello. Alla domanda se sia un attacco definitivo a Zaia sulla sanità, Tosi risponde lapidario. Non è un attacco, è Zaia che ha attaccato il governo del quale fanno parte anche i ministri della Lega, perché il vice premier è della Lega, e allora se Zaia attacca il governo magari è giusto che qualcuno che conosce la materia, perché il sottoscritto è stato assessore alla sanità del Veneto e la materia l'ha sempre seguita, la seguo anche adesso a livello europeo, e quindi gli rispondo in maniera tecnica e esattamente in base alle norme, perché è lui che ha attaccato il governo, non io.